Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Vi raccontiamo la nostra trasferta a Frascati. La sfilata del tricolore a Bassano. Gustiamoci un buonissimo gelato. Il libro della settimana. Siamo stati alla cartiera Favini. Abbiamo qui in studio Davide Merlini. Ciao ragazzi, il 27 maggio siamo stati a Roma, dove abbiamo vinto il secondo premio al concorso internazionale Giornalisti nell'Erba. A voi il servizio. Ciao a tutti, siamo a Frascati e ci siamo qualificati secondi al concorso Giornalisti nell'Erba. Abbiamo partecipato e siamo riusciti ad arrivare secondi fra 1000 con la nostra puntata sui cambiamenti climatici. È stata una grande emozione salire sul palco. Noi non pensavamo di vincere, però è bello essere arrivati fino a qui. Io volevo arrivare prima. È stata una bellissima esperienza e è difficile che si ripeta altre volte, quindi sono contenta di essere stata qui. È stata un'esperienza molto interessante e molto emozionante. Ci siamo divertiti nel creare il nostro video e ricevere il premio. Beh, è stata una bella esperienza, soprattutto per tutto il nostro impegno che ci abbiamo messo, tutta la redazione, arrivare secondo è un bel traguardo. Un saluto alla TV dei ragazzi di Bassano del Grappa. La bandiera italiana più lunga del mondo ha sfilato a Bassano. Vediamo. Cos'è successo questa domenica? C'è stata una grandissima sfilata di un tricolore che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone. Quanto era lungo questo tricolore? Era davvero lungo, quasi 2 chilometri, precisamente 1797 metri, quindi ha fatto un percorso di 4 chilometri e metà percorso era coperto interamente dalla lunghezza del tricolore. Perché questa lunghezza? È stato realizzato di questa lunghezza da alcuni amici di Modena perché nel 1797 nasce il primo tricolore a Reggio Emilia, poi trasferito a Modena in Accademia Militare, quindi l'hanno creato di questa lunghezza per ricordare che è dal 1797 che esiste il tricolore, bandiera che è poi diventata bandiera d'Italia. Perché proprio Bassano? Cioè l'hanno creata a Reggio, perché non in quella città? L'hanno fatta a Bassano quest'anno perché intendiamo fare per ogni anno del 16, 17, 18, quindi delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, una grande manifestazione. Per il Veneto hanno scelto la nostra città perché è una città molto vicina al fronte, ai luoghi in cui si combatté la Prima Guerra Mondiale e i luoghi in cui anche molta gente dovette scappare via e diventare profughi. Ringraziamo il sindaco per la sua collaborazione, alla prossima. Siamo andati a vedere come si fa il gelato artigianale a Romano. Buongiorno Tobia. Ciao. Quali sono gli ingredienti per preparare un buon gelato? Allora, gli ingredienti per preparare un buon gelato sono degli alimenti che siano freschi e di qualità. Qual è la differenza tra il gelato artigianale e uno industriale? Allora, per fare il gelato artigianale ci vogliono sempre che siano prodotti del luogo, prodotti che siano freschi,
che siano di alta qualità. Il gelato possiamo prepararlo tutti, anche a casa nostra, o servono macchinari particolari? Diciamo che a casa si può costruire, però come che riesce nella gelateria non si arriva a fare un ottimo gelato, perché ci vogliono proprio dei macchinari atti per produrre questo gelato, diciamo, perché ci vogliono. Per pasteurizzarlo potrebbe andare bene, però il mantecatore è proprio una cosa, diciamo, artigianale, una macchina proprio specifica per il tipo di prodotto. Quali sono gli ingredienti per preparare un buon gelato? Allora, gli ingredienti per preparare un buon gelato sono gli alimenti, diciamo, principali: il latte fresco di alta qualità, la panna fresca, le uova fresche e tutti quanti i prodotti che siano, diciamo, di ottima qualità, naturalmente. Perché hai deciso di diventare gelataio? Allora, è nato così. Io avevo 2 ragazzi piccoli che piaceva tanto mangiare il gelato e quindi questa ci ha incuriosito, questa arte, perché costruire e produrti un gelato che ti piace era una passione per i miei bambini e anche per me. Allora siamo andati a scuola, abbiamo studiato, abbiamo imparato e siamo arrivati, dopo 20 anni, siamo qua. Esiste il gelato per diabetici? Certo, diciamo, non si potrebbe definire per diabetici perché c'è un decreto che stabilisce che deve contenere certi tipi di zucchero, però può essere consumato dai diabetici. Ha dei dolcificanti diversi rispetto allo zucchero normale, però noi non possiamo, diciamo, dichiarare che è per diabetici. Qual è il gusto più strano che ha preparato? Allora, un po' di anni fa, per scommessa, abbiamo fatto il gelato col biso di Borso, che è un prodotto locale che viene prodotto qua su a Borso, e noi, per fantasia, per incontentare un po' di clienti, questa scommessa abbiamo fatto il gelato di biso di Borso. E ringraziamo Tobia per aver risposto alle nostre domande. Grazie Buon a voi. lavoro. Grazie tante, grazie a voi. Linea allo studio. Mi chiamo Riccardo. Mi chiamo Elisa. Mi chiamo Marco. Omaggio a Roald Dahl nel centenario della sua nascita. Il titolo del libro che vi presentiamo questa settimana è James e la pesca gigante. Autore Roald Dahl, casa editrice Salami. James, il protagonista della storia, è un bambino che rimane orfano all'età di 4 anni. Viene affidato alle zie Spugna e Stecco, entrambe perfide e cattivissime, che lo maltrattano. Un giorno James incontra un misterioso vecchietto che gli dona un sacchetto con dentro dei cosini verdi. Inizia così per il bambino una fantastica avventura. Infatti nel giardino gli crescerà una pesca gigante, grossa come una casa, abitata da tanti simpatici amici: lucciola, verme, coccinella. Inizia così per il bambino e i suoi amici un fantastico viaggio che lo porterà fino a New York, in un mondo irreale dove tutti i sogni si avverano. È un libro molto avventuroso, spassoso e anche un po' triste quando si narra delle zie che maltrattano James. Il protagonista affronterà molti imprevisti, ma il mitico Roald Dahl darà come sempre un lieto fine alla storia. È un libro che si legge volentieri, alla sera prima di dormire. È adatto ai bambini a partire dagli 8 anni, ma anche se siete più grandi, provate a leggerlo e non ve ne pentirete. Sapevate che dalle bucce d'arancia si può ricavare la carta? Andiamo a vedere. Ciao ragazzi, oggi siamo a Rossano Veneto per visitare la cartiera Favini. Buongiorno signor Flavio Stragliotto. Che cosa produce la vostra cartiera? La nostra cartiera produce carte speciali, vale a dire carte naturali che vengono utilizzate per fare quaderni, rismette, album, ma soprattutto produce un tipo di carta molto particolare che sono delle carte ecologiche. Che materie prime utilizzate? Allora, per fare carta noi utilizziamo le materie che di solito si utilizzano per fare carta, vale a dire la fibra di cellulosa proveniente dagli alberi.
poi del carbonato di calcio, dell'amido per tenere tutto insieme, incollare tutto, e in più nelle nostre carte ecologiche utilizziamo, oltre che fibre riciclate, anche dei materiali particolari che provengono, che sono degli scarti del mondo agroindustriale di altre industrie. Sappiamo che siete specializzati nel riciclo della carta. Ce ne vuole parlare? Come stavo appunto dicendo, oltre che a riciclare la carta e utilizzare fibre riciclate, noi andiamo a riutilizzare proprio degli scarti che provengono da altre industrie. Faccio un esempio: quando noi andiamo a produrre, andiamo a bere un succo di frutta, chi produce il succo di frutta va a spremere la frutta e affina la buccia, l'esempio classico è quello dell'arancia, no? Ecco, questa buccia di arancia da noi viene presa una volta che viene essiccata, viene triturata, macinata, pulita, purificata e viene utilizzata nella produzione di carta. È vero che avete come cartiera 2 primati? La cartiera Favini ha 2 primati molto particolari. È stata la prima cartiera in Italia, ancora negli anni 70, a produrre carte colorate, a colorare la carta, e siamo tra i produttori più importanti al mondo di carte colorate. E poi, a inizio anni 90, siamo stati i primi a fare una carta ecologica molto particolare, l'alga carta, prodotta con le alghe raccolte nella laguna di Venezia, che erano cresciute in maniera enorme a causa dell'inquinamento, e l'abbiamo prodotta grazie a un finanziamento della Comunità Europea. Cos'è il progetto Voyala? Allora, il progetto Voyala è un progetto che Favini ha finanziato per aiutare la popolazione locale a coltivare i terreni in maniera più sostenibile e a riforestare la foresta equatoriale che negli anni passati è stata distrutta per lo sfruttamento eccessivo. È vero che utilizzate anche scarti di cuoio per produrre la carta? Verissimo, come ho detto prima, non solo scarti provenienti dal mondo agroindustriale, tipo le bucce di arancia, di nocciola, di kiwi e via dicendo, di olive o di vino, ma anche gli scarti tipo questi che vedete qua, che sono scarti dell'industria conciaria, di chi produce la pelle. Anche questi vengono lavorati, vengono trasformati, si vede un po', in una polvere molto fine, che viene poi utilizzata, una fibra molto fine, che viene utilizzata per la produzione di una carta speciale ecologica, utilizzando questi scarti dell'industria della pelle, del cuoio. Qualche consiglio da dare ai nostri amici ascoltatori? Il consiglio più semplice è quello di riciclare il più possibile, perché dovete tenere presente che tutto quello che viene scartato può diventare una materia prima per un'altra industria, come fa la Favini, riutilizzando scarti del mondo agroindustriale o fibre riciclate. Molte grazie per la sua disponibilità e buon lavoro. Ciao Davide, da cosa nasce la tua passione per il canto? La mia passione per il canto nasce ancora da mio papà e mio nonno, hanno cantato sempre nella loro vita e io un bel giorno ho provato a cantare e cavolo, tutti mi hanno applaudito e loro ho detto Madonna, sono bravo allora, e in pratica ho iniziato a cantare, a frequentare i karaoke e poi un bel giorno mi sono iscritto ad X Factor e da lì è nato tutto. Ci puoi raccontare un po' il dietro le quinte di X Factor, visto che hai vissuto questa esperienza personalmente? Il dietro le quinte è... Sai, ci sono un po' tutti i segreti, non è che si possono svelare tutti. Comunque, niente, è una gabbia di matti e ci si diverte tanto e... C'è sempre molta energia. Le cose dietro le quinte si creano, quindi diciamo che... è la parte più bella, no? È la creazione, è l'emozione, è il prima di salire sul palco, è una cosa meravigliosa. Cosa hai fatto poi? Poi sono stato contattato da David Zard per interpretare Romeo in Romeo e Giulietta Ama e cambia il mondo. Abbiamo girato un sacco, abbiamo fatto 2 anni di tournée, siamo andati anche all'estero e abbiamo partecipato come ospiti alla finale di Sanremo. E anche quella è stata una grandissima esperienza.
Io sono salito sul palco più di 250 volte ad interpretare Romeo. Ogni giorno era una sfida, ogni giorno dovevi trovare una motivazione per salire sul palco, e questa è la cosa più difficile da trovare. E però se ti piace, se hai la passione per il canto e per il teatro e per la musica, riesci a trovarla tutti i giorni. Sappiamo che il tuo volto è stato scelto per un evento particolare. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta? Sì, in pratica a Montecchio, il paese di Montecchi, quindi il paese di Romeo, hanno fatto un contest. Un gruppo di persone hanno scelto dei volti, tra cui anche il mio, ok? In questo contest dovevano mettere i classici mi piace su Facebook, e in questo contest ho vinto io. Ci sarà la mia statua che avrà il mio volto nel castello di Romeo e Giulietta, nel castello di Montecchi, e è una soddisfazione bellissima. È la prima statua al mondo di Romeo, perché al mondo non ce ne sono, quindi e avrà il mio viso, è pazzesco. Progetti per il futuro? Sì, ci sono tante cose in cantiere, tante cose in opera. Adesso tra poco dovrà uscire il mio nuovo singolo, quindi sono felicissimo, super carico, speriamo che vada bene, e ho altri progetti anche per l'estate e anche per quest'autunno, quindi si appresta un anno ricco di emozioni e di cose nuove, quindi spero che tutti veniate a sentirmi, che tutti assaporate la mia nuova canzone. Grazie Davide e in bocca al lupo. Grazie a voi. La bambina col falcone è stato scritto da Bianca Pizzorno. È un libro che narra le vicende di Casa Rufo, falconiere dell'imperatore Federico II, grande appassionato della caccia coi falchi. Questo libro ha come protagoniste Melisenda e Costanza. Melisenda, secondogenita di Messer Rufo e Madonna Yvette, desidera più di tutto diventare falconiere. Invece Costanza sogna di andare a combattere nelle crociate. Questo libro è interessante e ti tiene sempre con il fiato sospeso per sapere se le due protagoniste riusciranno o meno a realizzare i loro sogni. Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Diego per visitare uno studio di registrazione professionale. Da quante sale è composto normalmente uno studio di registrazione? Dipende, nel senso che gli studi di registrazione normalmente possono essere da quelli casalinghi in cui si fa tutto in una stanza a studi come questo che sono articolati e hanno 4-5 spazi in contatto visivo, e quindi si riesce tranquillamente a registrare più strumenti tenendoli separati acusticamente. Che tecnologia e che strumentazione si utilizzano? Nel caso del nostro studio utilizziamo sia la tecnologia digitale, quindi il computer, più o meno lo stesso sistema con cui a casa si può fare un disco, ma ovviamente molto molto più costoso, e poi abbiamo anche il vecchio sistema tradizionale analogico con i nastri a 24 canali, perché paradossalmente tanti musicisti oggi scelgono di ritornare a registrare come si faceva tempo fa con i vecchi registratori analogici, per cui abbiamo sia la tecnologia digitale che quella analogica. Ci vuole una preparazione particolare per gestirlo? Più che una preparazione particolare ci vuole molta passione, come in tutti gli altri lavori in questo momento. Diciamo che non è un lavoro in cui si guadagnano tanti soldi, paradossalmente si lavora tanto e non si guadagnano tanti soldi, per cui è ovvio che c'è bisogno di una preparazione di base per capire come funziona, per sapere dove posizionare i microfoni, come vanno registrati. Per quanto mi riguarda, parte della mia formazione l'ho fatta in Italia, parte della mia formazione l'ho fatta all'estero, ma soprattutto credo sia necessario tanta passione, nel senso che avere passione ed essere curiosi nei confronti di come funziona, e questo aiuta molto per fare strada come tecnico del suono. Quanto tempo ci si impiega per registrare un brano musicale?
Questo non dipende da me. No, a parte le battute, nel senso che ovviamente dipende molto da che tipo di musicisti ci sono in studio. Se sono dei musicisti professionisti, in un giorno si possono registrare anche 10 brani. Se sono dei musicisti alle prime armi, è ovvio che il fatto della tensione nervosa che hanno la prima volta che entrano in studio li rende un po' più legati ancora e non riescono a suonare bene gli strumenti, per cui ci mettono più tempo, per cui è possibile che in un giorno invece di registrare 10 pezzi se ne registri uno solo. Quindi questo non dipende da me, ma dipende da quanto bravi sono i musicisti fondamentalmente. Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci? Ne avrei tantissimi. Di solito comunque una delle cose che fanno più ridere è che spesso appunto in questi gruppi che non sono professionisti succede spesso che litighino, no? Perché succede che arrivano, spesso suonano in sale prova in cui non sentono cosa succede, non sentono, il chitarrista non sente cosa suona il bassista, per cui quando arrivano in studio dicono: ma hai sempre suonato quella nota lì, perché non va bene con quella che suono io, adesso cosa facciamo? E litigano, a volte si sono anche azzuffati, quindi ho dovuto fare da paciere tra musicisti che volevano picchiarsi. In teoria dovevano essere amici, perché suonando nello stesso gruppo in teoria dovrebbero essere abbastanza coesi, invece non è sempre così. Molte grazie per la tua disponibilità, Diego, e buon lavoro. Grazie a voi per essere venuti. Anche questa puntata è giunta al termine. Se avete idee o notizie, scriveteci al numero o all'email che vedete. Ci vediamo ogni domenica alle 14:30 su Rete Veneta. Ciao!